In questo primo breve video vi mostrerò come utilizzare in modo corretto il WebGIS, soprattutto nella fase di inserimento del dato geografico. Alla sinistra della mappa è possibile visualizzare lo strumento di zoom, che può essere attivato cliccando sul tasto più o sul tasto meno. È inoltre possibile creare una finestra di zoom in un'area precisa attraverso la combinazione di tasti Shift e tasto sinistro del mouse. Ciò permette di velocizzare e rendere più precisa la stessa operazione di zoom. Sulla parte destra della mappa è presente un segno più. Se cliccato si aprirà una finestra nella quale possiamo vedere le mappe di base che si possono scegliere, come ad esempio le Google, mappe Virtual Earth, mappe Yahoo e le OpenStreetMap. Nella parte sottostante sono presenti tutti i layer suddivisi per tipologia di dato. Tali layer possono essere selezionati o deselezionati a seconda delle esigenze. In alto a destra si possono vedere tutti gli strumenti di editing, per cui gli strumenti che noi utilizziamo per inserire, modificare o cancellare delle geometrie. Il primo permette l'inserimento di un punto, il secondo di un'area, il terzo di una linea. Questo permette di salvare le operazioni eseguite, a prescindere che esse siano di inserimento, di modifica o di cancellazione. La segnalazione, dunque, può essere inserita sotto forma di punto, area o linea. Una volta effettuato lo zoom sull'area di interesse, scegliamo lo strumento adeguato. Partiamo ad esempio dal punto. Clicchiamo sulla relativa icona e ci spostiamo con il mouse sul punto esatto in cui vogliamo inserire la segnalazione. Fatto ciò è sufficiente fare un altro clic per porre il punto sulla mappa. Ora sarà necessario salvare premendo l'icona di salvataggio e in seguito salvare in fondo alla pagina per aggiornare la mappa. Come possiamo vedere, la segnalazione appena inserita presenta un alone di colore arancione. Questo per contraddistinguerla dalle altre, evidenziando che voi siete gli autori della segnalazione stessa e che è collegata ai dati descrittivi inseriti precedentemente nel database. Questo aspetto sarà molto utile e vi faciliterà nella fase di modifica e di eliminazione delle geometrie. Supponendo ora di voler inserire un'area, dovremo cliccare sull'icona relativa. Una volta spostati sulla mappa, ad ogni clic del mouse verrà fissato un vertice dell'area stessa. Con il doppio clic sarà possibile chiudere la geometria e terminare l'editing. Volendo inserire una linea, scegliamo lo strumento di inserimento. Ancora una volta, ad ogni clic del mouse verrà fissato un vertice della linea stessa. Con il doppio clic sarà possibile terminare l'editing. Come per il punto, anche per l'area e per la linea è necessario ovviamente procedere cliccando sul tasto di salvataggio.